È iniziato il 2021 della Fenice Venezia Mestre. I ragazzi di Pagana avevano chiuso lo scorso anno con il pareggio a quota 3 nel pirotecnico derby del Palafranchetti contro il Città di Mestre, andato in scena sabato 19 dicembre. Fenice due volte avanti, con Marton prima e Caregnato poi, sempre tempestiva la risposta di Crescenzo dall'altra parte, che ha sempre riequilibrato il tutto fino alla terza rete personale, che ha valso il vantaggio alla CTM, pareggiato poi e chiuso definitivamente dal gol di Nalesso per il 3-3 finale. Secondo derby consecutivo, questo in clima Epifania, per i veneziani, che mercoledì hanno ospitato l'Arzignano nel recupero della settima giornata di campionato. La Befana ha portato però carbone nella calza degli arancio-nero-verdi, che sotto 4-0 hanno reso meno pesante il passivo grazie alle reti di Bertuletti e Botosso. Guardare la classifica risulta un po' complicato, troppe le squadre che hanno un numero di partite giocato differente. La Fenice guarda però ai suoi 8 in 8 partite e si concentra sulla gara di sabato che li vedrà ospitare il Massa, squadra che in questo campionato vuole provare a fare la voce grossa nelle zone alte della classifica. Servirà il miglior repertorio offensivo per superare la saracinesca Todaro e tanta concentrazione in difesa per contenere le folate di Quintina e Garrote. Appuntamento sabato alle ore 16 con la diretta Facebook del Palafranchetti per seguire Fenice contro Massa.